test servono a questo, per controllare l'indignazione delle persone. Va indirizzata, perché non è pensabile che non ci sia mai niente da dire. Io detesto tutto ciò che vada contro, detesto, non provoca nulla di buono. O meglio, si può anche andare incontro alle donne, no? Ma non per andarci contro, no? Che contro è un termine. Eccolo! È bello il carattere del Cayenne, però quel Cayenne lì, neanche a farlo apposta, non è sequestrato, per carità, è vendibile dal proprietario, per carità, ma non è Croce Rossa Italiana, perché io oggi ho pubblicato, mi sono permesso di pubblicare una foto della Croce Rossa Italiana, di una macchina che si chiama Automedica. Automedica? Ah no, questa è una privata. Allora, e allora qualcuno ci ha avuto, si è risentito, no? Qualcuno, perché ha fatto notare anche l'ufficio stampa, apprezzo che intervenga l'ufficio stampa della Croce Rossa Italiana a sostenere che, essendo quella vettura Cayenne S non turbo, perché se era turbo era sostenibile il mio intervento, era sostenibile, però sti cazzi, perché c'è l'attrezzatura dentro questa, Cayenne Automedica, ce mi sento male. Ah no, questo è in privato, si paga a mezza assicurazione e il bollo da solo, non ha attrezzature mediche, perché l'automedica Cayenne non può essere venduta per un DPR o qualcosa del genere, perché è concetto di sequestro. Poiché siamo un paese italico dove la coerenza e dove i DPR, dove le leggi non sono mai state infrante da nessuno, è allora corretto che si mettono attrezzature mediali. Tanto rispetto per... Ma che è un'automatica questa? Ah no, questa è un Cayenne normale, si paga tutto da solo questo. Però se la può vendere. È un bastardo. Lui è un bastardo, perché lui si è comprato il Cayenne bastardo. Hai pagato l'IVA, infame. Hai pagato le accise, pezzo di merda. Hai pagato l'assicurazione, fatto fatturato a me o a mio collega, e le imposte. Brutto bastardo, fammi capire come hai potuto farlo. Fammelo capire, perché poi la polizia, i carabinieri, figure fondamentali, che devo ringraziare perché la settimana scorsa mi hanno aiutato a recuperare la macchina che mi avevano rubato, non hanno i soldi per la benza, forse anche le ambulanze, per andare in giro a fare il loro lavoro. Ah, c'è un'automedica qui sotto casa mia, finalmente, è turbo. Ah no, non è medica, è un Cayenne. Brutto bastardo, infame, guarda come è parcheggiato 1 centimetro fuori dalla Smart, che è parcheggiata bene invece, perché la Smart è del popolo. Tu brutto schifoso, guarda, esci fuori 1 centimetro. La vogliamo far finita? La vogliamo far finita, piace per culo? E siamo un po' coerenti o no? Io adesso sto in giro con il mio 599, dove mi pago la benza, le tasse, il bollo, il superbollo, il megabollo, il fantabollo, il montibollo, e se te fermo te cancello. E allora, sì, bravo, allora non mi risponde che non si può vendere ed oggetto di sequestro. Bene il sequestro, benissimo, e troveremo la soluzione per venderla, quella macchina del merda inutile che consuma come un bidone di merda, non consuma come 8 di quelle normali, come 12, ok? E le attrezzature medicali non so quanto costano, ne compreremo una usata e avremo 2 macchine popolari.